Siamo con l'assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari. Proprio qualche giorno fa qui a Rovigo è stata presentata la nuova legge quadro sulla cultura che è stata approvata in Consiglio regionale l'8 di maggio. Quali novità, Assessore? Abbiamo voluto presentare in anteprima qua a Rovigo la nuova legge perché è un provvedimento storico atteso da tanti anni. Con questa legge si va a razionalizzare tutto l'impianto normativo delle leggi sulla cultura che era molto datato. Pensate che abbiamo abrogato 27 leggi, alcune delle quali datate dall'inizio degli anni 80. Quindi un testo che deve essere all'avanguardia e rispondente alle esigenze del settore culturale e delle strategie culturali della regione di oggi e del futuro. Per il Polesine questo cosa può significare? Innanzitutto introduciamo un criterio fondamentale, ovvero che la cultura è un elemento di crescita non solo delle comunità da un punto di vista appunto culturale e artistico, ma anche un'opportunità di sviluppo per i territori. Vediamo nella cultura un veicolo, un motore per tutti gli altri settori e per la creazione anche di coesione e reti sociali. Quindi un elemento positivo, un elemento che essendo sfruttato bene può divenire valore e competitività per i territori. Il Polesine in questo può giocare un ruolo da protagonista perché abbiamo delle eccellenze culturali, pensiamo alla città di Rovigo con l'Accademia dei Concordi, con il Museo dei Grandi Fiumi, con la Pinacoteca di Palazzo Roverella e con tantissime altre realtà che sono non solo nella città di Rovigo ma distribuite su tutto il nostro territorio. Quindi direi puntare sulla cultura significa puntare sulla crescita anche sullo sviluppo economico del nostro territorio. Sarà una delle grandi sfide del futuro. Io per esempio immagino il Polesine come terra per il cinema, per l'industria del cinema, per la realizzazione di produzioni cinematografiche, perché è una terra affascinante, è una terra da scoprire, è una terra che ha grandi tradizioni in questa direzione e che ha grandi professionalità. Abbiamo per questo destinato un fondo di 5 milioni di euro a quelle produzioni che vogliono venire a girare nel nostro territorio veneto e penso che su questo il Polesine possa distinguersi. Invece per quanto riguarda la cultura tradizionalmente pensata, siamo davanti per esempio al teatro sociale, in questo momento prosa, lirica, danza, balletto, che novità può portare questa nuova legge? Sì, alle nostre spalle abbiamo il Teatro Sociale di Rovigo, uno dei 2 teatri della tradizione riconosciuti a livello nazionale che esistono in Veneto, quindi una grandissima eccellenza ed è un momento di vanto anche della nostra città. La nuova legge dice che queste realtà istituzionali importanti, culturali di altissimo livello che abbiamo in Veneto, pensiamo all'Arena, alla Fenice, siamo una regione ricchissima in questa direzione, devono mettersi insieme, fare squadra, fare rete per dare un'offerta migliore e più forte al territorio e ai cittadini. I servizi culturali vengono vissuti e percepiti come un'esigenza sempre più forte anche dai cittadini e questo al di là dei pensieri, dei colori, delle ideologie, perché un territorio dove si fa cultura e si fa cultura di alto livello è un territorio dove la qualità della vita è migliore e più competitivo da tutti i punti di vista. Grazie. Prego, grazie a voi.